Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto e assessore alle infrastrutture e ai trasporti, informa che a sostegno del trasporto pubblico locale la Regione ha stanziato quasi 65 milioni di euro che vanno ad anticipare il Fondo Nazionale Trasporti in modo da garantire una continuità del servizio soprattutto ora, vista la ripresa delle attività scolastiche. Afferma: tali risorse consentiranno alle aziende di disporre della liquidità necessaria a coprire gli oneri derivanti dai contratti di servizio sottoscritti con gli enti locali. Di questi 65 milioni, di cui una parte è destinata al trasporto ferroviario, automobilistico, tranviario e di navigazione, circa 17 milioni e mezzo sono destinati a Venezia e provincia. Quindi, quanto di questi andrà a beneficio del trasporto pubblico automobilistico di Chioggia e aiuterà a migliorare il servizio finora offerto?